Soccorsi, impennata degli interventi, spieghiamo la sicurezza nelle scuole. Rufus Bristot serve un patto tra operatori della montagna e istituzioni per un escursionismo e alpinismo consapevoli. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, l'articolo è di Alessia Forzin e siamo sul Corriere delle Alpi. Oggi è venerdì 13 dicembre. Si parla ancora dell'anniversario, 70 anni fa la fondazione del Soccorso Alpino, conferita la medaglia d'oro al merito civile al Corpo Nazionale. E il Corriere delle Alpi riporta in un'infografica gli interventi del Soccorso Alpino Nazionale e i numeri del Soccorso Alpino Bellunese, che poi sono spiegati meglio all'interno dell'articolo. Decenni di impegno al servizio della sicurezza dei frequentatori della montagna. 70 anni fa, era il 12 dicembre del 1954, nasceva il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nel primo anno di attività i volontari completarono 139 interventi, aiutando 153 persone e recuperando 57 salme. Nel 2023 sono stati 12.349 gli interventi. In 70 anni il bilancio complessivo delle operazioni ha raggiunto quota 232.551 e negli ultimi 10 anni il numero degli interventi ha eguagliato i volumi registrati nei 70 anni precedenti. Bastano questi numeri per raccontare il boom della montagna negli ultimi anni, spinto dai cambiamenti climatici ma anche dai social, che hanno fatto conoscere luoghi di inenarrabile bellezza. Ma la montagna va affrontata con consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. Con l'allenamento, l'attrezzatura adeguata contesta. L'elicottero non è un taxi e il soccorso alpino è fatto di uomini e donne che mettono a rischio la loro stessa vita per andare ad aiutare chi si trova in difficoltà in montagna. La montagna è stata resa conosciuta e accessibile e questo in sé non è un male, premette Fabio Rufus Bristot, anima del soccorso alpino bellunese e oggi consigliere nazionale appunto del soccorso alpino. Ma parimenti non è stato veicolato il messaggio che per affrontare la montagna servono le giuste componenti di sicurezza. Le cronache raccontano con una frequenza allarmante di escursionisti costretti a chiamare i soccorsi perché sfiniti in un percorso non a loro portata, con scarpe da ginnastica in un territorio che richiede ben altre calzature, mal equipaggiati in caso di meteo non favorevole o buio. E quanti rischiano di cadere per farsi un selfie in un punto particolarmente panoramico? La vera battaglia del prossimo decennio sarà arrivare a stringere un patto fra gli operatori della montagna e le istituzioni per fare un'informazione capillare tesa ad abbattere gli incidenti in montagna che rappresentano anche un costo sociale, dice appunto ancora Rufus Bristot. Andiamo avanti, cambiamo argomento, rimaniamo su Corriere delle Alpi. Fari sull'endometriosi con le panchine gialle si fa sensibilizzazione. 2 sedute gialle con un QR code che dà accesso ad un video esplicativo, comune associazione, informare è fondamentale per riconoscere i sintomi. E la fotona mostra l'inaugurazione delle panchine gialle con gli assessori Marco Dal Ponte e Lorenza De Cunovic, Greta Betz, tutor bellunese di La Voce di Una e La Voce di Tutte, e l'ostetrica Camilla Bortot. Andiamo a leggere, ne scrive sempre Alessia Forzin. Informare per conoscere, informarsi per capire. L'endometriosi è una malattia silente e subdola di cui si stima siano affette almeno 3 milioni di donne in Italia, una su 7. Si stima appunto perché avere una diagnosi può richiedere anni, passati fra dolori che limitano la vita quotidiana e che provocano tutta una serie di ricadute psicologiche facilmente immaginabili. Vanno in questa direzione le Endopunk che sono state inaugurate ieri mattina in Piazza dei Martiri a Belluno, 2 sedute gialle alla fermata dell'autobus che colgono l'attenzione. Inquadrando il QR code incollato sullo schienale si accede ad un video che racconta cosa sia l'endometriosi e come affrontare la malattia che non è curabile. Inizialmente pensavamo di collocare la panchina in un parco, da qui il mio coinvolgimento, ma questo posto è maggiormente visibile e frequentato, ha spiegato l'assessore Lorenza De Cunovic. Fare informazione per una patologia di questo tipo, cronica e invalidante, è fondamentale, le parole dell'assessore Marco Dal Ponte, che con il progetto Panchine intende proprio far conoscere le associazioni attive sul territorio e le loro attività.
ed è una malattia cronica, l'endometriosi, che colpisce il 10-15% delle donne. È una patologia estrogeno dipendente infiammatoria cronica definita dalla presenza di tessuto simil endometriale, ghiandole e stroma al di fuori della cavità uterina. Questo tessuto va incontro alle modifiche cicliche introdotte dagli ormoni, similmente a quanto avviene per l'endometrio all'interno della cavità uterina, con effetti di natura infiammatoria che possono coinvolgere gli organi addominali e pelvici, ma anche extrapelvici. È una malattia silente che colpisce dal 10 al 15% delle donne, solitamente fra i 25 e i 35 anni, ha spiegato l'ostetrica libero professionista Camilla Bortot. La diagnosi è spesso tardiva perché molti medici sottovalutano la sintomatologia. I sintomi più diffusi della malattia sono un dolore pelvico cronico, mestruazioni dolorose, dolore durante i rapporti, ciclo mestruale irregolare, stanchezza cronica, disturbi gastrointestinali e dolori addominali. Cambiamo decisamente argomento, parliamo a pagina 25, sempre del Corriere delle Alpi, di commercio estero. E la crisi della Germania porta a sofferenze nell'export bellunese, calo del 6,9% nel primo semestre 2024. A livello globale, riduzione delle vendite su base annua per l'occhialeria, meno 4,2%, settore che nel 2023 cresceva del 18%. E ne scrive Alessandro Michielli. La crisi della Germania si riflette sull'economia bellunese. A ottobre il comprato dell'industria manifatturiera tedesca ha perso a sorpresa l'1% rispetto al mese precedente e il 4,5% su base annua, e dal picco del 2017 questo indicatore è arrivato a perdere ben il 15%. Le imprese italiane hanno subito le principali ripercussioni. Infatti in 9 mesi hanno perso 3 miliardi di export, con la produzione industriale ormai in calo da 20 mesi. Per la provincia di Belluno nel primo semestre 2024 il valore delle esportazioni verso la Germania è diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 6,9% su base annua. Nel terzo trimestre di quest'anno la crisi dell'automotive e la recessione tedesca hanno continuato ad incidere sull'economia del territorio. Le aziende bellunesi sono direttamente coinvolte nella crisi della Germania. Il mercato tedesco, infatti, vale $500 milioni per la provincia di Belluno e rappresenta il primo mercato di riferimento del Veneto. Assorbe il 13,8% dell'export regionale, che vale 11,3 miliardi. Quindi dati veramente allarmanti, preoccupanti, e appunto si diceva che per quanto riguarda l'occhialeria le perdite su base annua, la riduzione delle vendite è stata del 4,2%, mentre nel 2023 c'era stata una crescita del 18,4%. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Leggiamo un articolo che riguarda un'operazione delle forze dell'ordine. Borseggiavano le anziane al supermarket, la mobile arresta 2 peruviani già espulsi. Almeno 3 furti tra Belluno e Pordenone, incastrati dalle telecamere. In auto avevano contante per quasi 14.000 euro. 2 borseggiatori di anziani sono stati arrestati dalla polizia. Le vittime di una coppia peruviana erano tutte donne e di una certa età. All'anziana bellunese i 2 avevano subito fatto un prelievo con il bancomat di 1.000 euro, ma sono stati ripresi dalle telecamere e i loro volti sono subito divenuti noti agli inquirenti, che però hanno chiuso il cerchio quando i 2 hanno messo a segno altri 2 furti ai danni di altrettante persone in quel di Pordenone. L'inchiesta ha permesso di trovare anche quasi 14.000 euro in contanti, oltre che bancomat e tessere varie e portafogli portati via. La coppia peruviana è finita nel mirino della mobile bellunese all'inizio di dicembre, nell'immediatezza di un furto subito da una signora borseggiata in un supermercato. Un uomo e una donna senza fissa dimora, già destinatari di un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Brescia, ma al quale i 2 non si sono mai attenuti. Per loro l'accusa è di furto aggravato in concorso. Il GIP di Pordenone li ha lasciati in carcere dopo l'interrogatorio, nel quale hanno confessato. E appunto si mostra il contante sequestrato nella fotografia alla coppia peruviana e il materiale ritrovato. E ancora rimaniamo qui su Corriere delle Alpi, leggiamo altri articoli. Un incidente a Limana, esce di strada e si capotta con l'automobile. L'incidente mercoledì notte a Visome, portato in ospedale in codice rosso, ieri è stato dimesso dopo gli accertamenti. Ha perso il controllo della vettura e si è capottato quasi all'imbocco della strada provinciale 1, muovendo dalla strada interna di Visome. Un miracolato, il 68enne Eros De Bona, mercoledì sera
L'uomo limanese è stato trasferito in ospedale a Belluno in codice rosso nell'immediatezza dell'incidente. Ieri pomeriggio le sue condizioni sono state considerate migliori al punto da permetterne ai sanitari la dimissione. L'uomo è finito fuori strada mercoledì notte. L'incidente a Visome è accaduto che erano da poco passate le 23. Al volante della vettura De Bona stava percorrendo la strada interna di Visome che si innesta lungo la provinciale 1. Probabilmente stava tornando alla sua abitazione a Limana, paese dove risiede. Per cause in corso di accertamento, l'uomo però ha probabilmente urtato il cordolo a lato dell'ultimo tratto di strada comunale, ostacolo che ha fatto un po' da rampa di lancio. La vettura si è cappottata ed è rimasta a ruota all'aria con il conducente incastrato all'interno del veicolo. Per fortuna, come dicevamo, l'uomo è stato dimesso. Leggiamo un ultimo articolo qui prima di passare al Gazzettino. Arriva da Alleghe l'albero di Natale allestito nel cortile di Palazzo Chigi. Ieri i saluti di Meloni ai dipendenti sotto l'abete bianco, a Roma anche piante provenienti da Lorenzago e da Calalzo. Arriva da Alleghe l'albero di Natale di Palazzo Chigi, dove ieri si è rinnovato il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Continua dunque la tradizione degli alberi di Natale bellunesi a Roma. Nei giorni scorsi sono stati consegnati accesi gli abeti nei palazzi romani, in un'operazione che ha visto la sinergia tra provincia di Belluno e comuni donanti, con l'azione promozionale di DMO Dolomiti Bellunesi e Coldiretti e con il supporto logistico della Protezione Civile Ana Alpini che ha curato il trasporto. Gli alberi sono tutti abeti bianchi provenienti dai boschi bellunesi. In particolare arrivano da Alleghe e Calalzo gli alberi allestiti a Palazzo Chigi e nella sede dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Calalzo ha portato un abete anche nella sede del Ministero delle Politiche Agricoli, Alimentari e Forestali. Ci spostiamo, come anticipavo, al Gazzettino, andiamo a leggere le notizie pubblicate dall'altro quotidiano. Titolone in prima, Livinallongo voglia di scissione, non si placa la polemica del comune dell'Alto Agordino iniziata con l'allarme per i vigili del fuoco volontari. I contributi per i distaccamenti, con le Santa Lucia compreso, non fanno cambiare idea al sindaco. Andiamo con Bolzano. E appunto si legge qui l'articolo all'interno di Claudio Fontanive. Aspettiamo dal 2007, vogliamo una risposta. Non bastano 6.000 euro dalla regione ai pompieri in Alto Agordino per spegnere la voglia di Alto Adige. Il sindaco Nagler ha scritto al presidente Mattarella per proseguire l'iter del referendum. Non ci fermiamo. La regione Veneto fa marcia indietro sulla questione dei volontari dei vigili del fuoco, ma il comune di Livinallongo tira dritto e conferma la richiesta di annessione alla provincia di Bolzano. Il sindaco di Livinallongo, Oscar Nagler, ribadisce: aspettiamo una risposta da 20 anni, andiamo avanti. 2 giorni fa la giunta regionale ha assegnato i contributi destinati ai distaccamenti dei vigili del fuoco veneti, comprendendo ora anche Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Caprile, Rocca Pietore, Canale d'Agordo e Cosaldo, per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche alle loro sedi. È arrivato quindi il tanto atteso via al riparto dei contributi che verranno assegnati con una quota fissa e una variabile, ma indipendentemente dalla collocazione geografica delle stesse. Si tratta di uno stanziamento che quest'anno abbiamo elevato a 210.000 euro, spiega l'assessore alla protezione civile della regione Giampaolo Bottacin. Però non è bastato questo per placare gli animi a Livinallongo. Qualche giorno fa, infatti, appresa la notizia del primo diniego del 3 dicembre scorso della Giunta regionale all'erogazione dei fondi, il sindaco di Livinallongo Oscar Nagler aveva commentato che la regione avrebbe con tale provvedimento ulteriormente marginato il piccolo comune Fodom e non torna indietro. Nagler infatti ha scritto nei giorni scorsi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere il proseguo dell'iter parlamentare per portare avanti la questione del referendum del 2007, con il quale, dopo oltre un secolo di richieste, la gente di Livinallongo, assieme a Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, si espresse nella sua maggioranza a favore dell'annessione alla regione Trentino-Alto Adige. E Nagler dice: il nostro è un gesto che segue la volontà popolare di allora, adesso vogliamo portarla avanti. La lettera resta, dice appunto il primo cittadino di Livinallongo. E poi ancora si parla di un caso di violenza di gruppo. Ho capito la gravità. Dopo il percorso riabilitativo, Onescu si mostra pentito, pena sotto i 2 anni e la condizionale stangati gli altri. Le accuse scattarono dopo la festa del gennaio 2020, in 5 finirono sotto accusa, altri 2 ricevono lo sconto, e ne scrive Olivia Bonetti.
Chi ha effettuato il percorso riparativo ha ottenuto lo sconto di pena in appello, chi non lo ha fatto si è visto confermato in toto la sentenza ed è pronto ad arrivare in Cassazione per proclamare la propria innocenza. Si dividono le strade dei 5 ex calciatori che in primo grado erano stati condannati in abbreviato a 6 anni ciascuno per la violenza sessuale di gruppo, avvenuta nel 2020 nel Veronese dove giocavano. Stefano Casarotto, 28 anni di Venezia, Gianni Manfrin, 31 anni di Padova, Edoardo Menci, 25 anni di Verona, l'argentino Santiago Visentin, 25 anni, e il romeno Daniel Onesco, 31 anni, di Sedico, che ha giocato a lungo con i colori della Dolomiti Bellunesi, erano accusati di aver abusato di una studentessa ventenne il 18 gennaio del 2020. Un gioco di carte alcolico finito con gli allora calciatori che avrebbero avuto a turno rapporti con la ragazza non consenziente. Una scena drammatica che Onesco, pur non avendo messo in atto fisicamente la violenza, avrebbe ripreso in un video. Ebbene, proprio lui ha parlato mercoledì di fronte ai giudici della Corte d'Appello di Venezia e Onesco, assistito dall'avvocato Claudia Bettiol, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha spiegato di averselo ripreso quando stava avvenendo e ora, dopo il percorso di giustizia riparativa, si sarebbe reso conto che la ragazza stava male. Ha ribadito come il percorso effettuato gli è servito a prendere atto di molte cose. Vedremo come evolverà ora la vicenda. Leggiamo, vediamo un po' un ultimo articolo prima di chiudere la rassegna. Stiamo parlando di Val di Zoldo, paese deserto, sono rimasti i gatti. L'ultimo residente di Cercenà, 89 anni, ha lasciato il borgo andando ad Agordo, appello per salvare i 15 amici rimasti soli. Il sindaco assicura è nostro obbligo farcene carico. Al lavoro i volontari di Amici Colonia di Istar, aiutateci, dicono. Sono rimasti gli unici ad abitare quel borgo ormai deserto, dopo che l'ultimo residente, un 89enne, è andato a valle a vivere con il nipote. Ora anche loro, 15 gatti, se ne andranno. Hanno bisogno di essere accuditi e seguiti. Poi il borgo di Cercenà, in comune di Val di Zoldo, simbolo di resistenza, sarà completamente disabitato. Lì si arriva solo a piedi. Un tempo nel borgo vivevano 11 famiglie, ma poi, l'11 febbraio del 1944, il paesino è stato bruciato e non è rimasto più nulla. Nessuno si è preso la briga di ricostruire, i più hanno preferito abbandonare il luogo per vivere più comodamente a valle. Per arrivare a Cercenà da Foppa sono 20 minuti di cammino a gamba spedita, un po' di fatica e salite, ma poi si apre un piccolo microcosmo. È lì che si sono rifugiati i gatti della colonia felina censita, una quindicina di animali che ora sono rimasti senza il loro tutor. Per aiutarli si sono subito attivati i volontari Amici Colonia di Istar che insieme al comune di Zoldo stanno cercando di salvarne il più possibile, ma scatta anche l'appello a tutti coloro che possono dare una mano, e ne scrive Federica Fante. Con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti auguriamo un buon venerdì e grazie mille come sempre per l'ascolto. A prestissimo!